Buonasera, è stata una finale combattuta, ringrazio tutti gli intervenuti per questa edizione del concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo innanzitutto l'onore di salutare la prestigiosa giuria che trovate qui sulla mia destra e alla vostra sinistra. Partirei, per noi è un onore, la seconda volta che presiede la nostra giuria, da Miss Dubravka Tomšić. Prego i fiori. La ringraziamo per il prezioso lavoro che fanno la foto. Poi, visto che ci sono fiori, Mrs. Fu Hong, chiedo scusa, ho sempre sbagliato, dalla Cina. Thank you. Make a picture. Thank you. Ringraziamo poi gli altri maestri, il maestro Moon che proviene dalla Corea, grazie maestro. Thank you to your job. Thank you. Okay. Il maestro Massimo Gon dall'Italia, grazie maestro. Facciamo una foto. Il maestro Carles Lama dalla Spagna. Grazie maestro. Il maestro Johannes Kroptifisch dall'Austria. Il maestro Boris Bloch dalla Russia. Bene, ringraziamo ovviamente, poi consegnerà dei premi sempre l'ingegner Fazioli che insomma è da sempre partner tecnico del nostro concorso e questo ci dà lustro e prestigio. Grazie ingegnere. Bene, allora io direi che siamo giunti alla fase più importante e penso che il pubblico attenda in questo momento gli esiti della prova di questa sera, che però sono una sommatoria delle 4 prove che i pianisti che si sono iscritti al concorso Piano FVG hanno effettuato in questi 10 giorni. Quindi la giuria esprime un giudizio sul concerto con l'orchestra che avete ascoltato questa sera, ma questo è stato preceduto da altre 3 prove molto importanti per pianoforte solo. Quindi è una selezione molto dura, i concorrenti erano agguerriti, sono provenuti da 24 paesi di tutto il mondo, si sono iscritti 85 pianisti e questa sera solo 3 hanno potuto suonare questa sera per il primo premio. Quindi io direi che ci sono poi tutta una serie di premi molto importanti, forse l'attesa è bene che finisca per sapere chi ha vinto questa edizione del concorso. Credo che la Yolanda sia anche pronta per poter procedere, consegneremo anche il diploma. Quindi la giuria non ha espresso un giudizio all'unanimità. Quando la giuria insieme decide, quindi tutti e 7 i membri della giuria, il nome del vincitore, c'è anche un premio speciale intitolato al maestro Luciano Gante, proprio per il verdetto espresso all'unanimità. In questo caso c'è stata solo la maggioranza, ma non è cosa da poco. Quindi diciamo che tutti i pianisti, il livello è stato molto alto, e non vincere il primo premio non significa che i pianisti non siano dei pianisti prestigiosi, con un curriculum d'oro e una carriera davanti, ma la giuria spesso si deve andare alla ricerca di quei piccoli dettagli che possono fare la differenza. Quindi il livello è molto alto, però bisogna andare più alla ricerca, lasciatemi passare il termine, di qualche piccolo difettuccio che del livello generale dei pianisti che avete potuto apprezzare questa sera, è veramente molto alto.
Quindi io adesso consegno il diploma, quindi grazie a tutti e non tutti possono vincere. Vi auguro una carriera prestigiosa, alcuni già ce li conosciamo, e quindi terza classificata Rachel Cudo dagli USA. Third prize. Thank you. Come here. Come here. Okay. Look. Thank you. Cudo Rachel dovrà fare un po' di acrobazie anche la Yolanda, vince anche il premio FIDAPA, quindi approfittiamo. Il premio FIDAPA, adesso abbiamo qui il nuovo presidente che ha anche un mazzo di fiori, è un premio che ogni 2 anni viene stabilito dalla Federazione Italiana Donne, Arte e Professioni Affari alla miglior concorrente femminile. È indubbio che questa concorrente è sempre Rachel Cudo, consegna il premio il presidente della FIDAPA. Come here. È ovvio che a questo punto saprete subito chi è il vincitore di questa edizione del concorso, molto combattuta, quindi ringrazio Bies dalla Polonia e Li Zhen dalla Cina, perché veramente ci hanno degnato di una finale importantissima. Però solo uno dei due purtroppo per l'altro vincerà, anche perché in questo concorso il primo premio non viene mai dato ex aequo, cioè non può essere diviso, o si vince o non si vince. Non tutte le edizioni, la tiro alla lunga per fare un po' di suspense, hanno visto il vincitore, perché quando, siccome è un premio molto importante, anche sia in denaro che poi per tutta una serie di cose, se la giuria non individua il pianista con determinate caratteristiche, preferisce non erogare il premio. Il premio è un premio in denaro, però potremo riascoltare il vincitore nel 2019 perché sarà ospitato qui in regione per un ciclo di concerti, il Concert Tour, e anche per una registrazione presso la Fazioli Concert Hall di Sacile, gentilmente offerta da parte della Fazioli Concert Hall, e dal maestro Carles Lama, che è il titolare della KNS, la casa discografica spagnola, che poi lo distribuisce. Quindi tutti gli elementi per fare una brillantissima carriera. A questo punto, Yolanda, direi direttamente il nominativo del secondo classificato, che è Li Zhen dalla Cina. Congratulations. Consegna il premio Carlo Spagnol, assessore alla cultura. A questo punto un grandissimo e calorosissimo applauso per Bies dalla Polonia, vincitore di questa edizione del concorso. You are the winner! Consegna il premio il vice sindaco della città di Sacile. You are the winner. Congratulations. Bene, chiedo anche alla regia di aiutarmi perché i premi sono tanti. Allora, adesso direi che è l'ora di consegnare il premio speciale per un altro premio molto importante per la migliore esecuzione dello studio di Chopin, l'onorevole Vanna Gava, ecco, che abbiamo il piacere di aversi questa sera, che consegna il premio a
The name? Yao Jiao Lei, perché hanno nomi molto complicati. Prego, dietro di lei. Thank you. Abbiamo poi altri premi molto importanti, direi che è l'ora, è il momento di passare a un premio molto prestigioso, che è il premio riservato al miglior concorrente dei paesi CEI. I paesi CEI sono i concorrenti i paesi dell'area dei Balcani. Quindi il vincitore, che è sempre Bies, polacco, vince the Special Prize CEI consistente in 2.000 euro e anche dei concerti. Consegna il premio l'ingegner Fazioli. Bene, grazie. Abbiamo ancora un altro premio molto speciale, è una novità di quest'anno, è un premio che viene riservato a un'accademia internazionale che presenta il maggior numero di pianisti e quindi in questa edizione il maggior numero di pianisti che hanno anche raggiunto la terza prova è quella dell'Università di Vienna, una delle scuole musicali più importanti a livello internazionale. Quindi il concorrente è lei, vero? Quindi consegna il premio Giovanni Caretta per The MOOC, ok, via MOOC. Prego. L'Accademia di Vienna. I premi sono tanti. Abbiamo anche un premio adesso riservato che consegnerà la signora Liliana Covre, rappresentante della Fondazione Friuli, da sempre sponsor di questo importantissimo evento, e quindi il premio per la miglior sonata di Beethoven. Adesso i premi sono tanti e se la Yolanda non mi aiuta io non ce lo faccio. La miglior sonata di Beethoven a chi va, Yolanda? A Bies sempre. Consegna Liliana Covre. Bene, mi avvicino alla Yolanda per capire adesso quale altro premio? Questo per il 900. Ok. Poi c'è un altro importante premio di 1.000 euro riservato alla migliore esecuzione del brano moderno, cioè quello composto dopo il 1900. Qui c'è stata una splendida esecuzione e vince questo premio di 1.000 euro Lee Gen. Consegna il premio il presidente Rosa Manfredi. Bene, ringrazio gli intervenuti. Noi, come da consuetudine, non facciamo intervenire molto perché sappiamo che il pubblico ha già avuto tanta pazienza nel stare fino a questa tarda ora con noi. Invito tutta la giuria, l'ingegner Fazioli, i concorrenti e le istituzioni a venire qui per un ultimo applauso caloroso finale per tutti gli attori di questa splendida edizione del concorso. Come here. E invito tutti alla prossima edizione del concorso nel maggio 2020. Grazie. Bella sempre.